Con il presidente della FAND Giampiero Gioi, ospite anche lui d'eccezione in questa prima giornata di chiusura del progetto Agitamus, che dire, voi siete i primi fruitori di quello che è veramente questa marea montante, no? Che in questi anni è andata a crescere grazie all'ausilio dei giovani. Certo, i giovani sono sicuramente la nostra risorsa principale, i giovani rappresentano il futuro, quello che saranno le classi dirigenti del domani. Impiantare un po' di cultura in questi ragazzi non guasta, saranno quelli che un domani ci dovranno rappresentare e quindi vogliamo che abbiano dentro di sé la cultura della disabilità, vivere insieme ai compagni disabili, aiutarli nell'inserimento scolastico, nell'inserimento lavorativo, in tutti quegli atti della vita dove i ragazzi sono chiamati a vivere e collaborare tra di loro. Sensibilità è anche la parola chiave, oltre inclusione, oltre aggregazione, civiltà, dai. Sì, purtroppo la sensibilità molte volte ce l'abbiamo quando ci fa pena un ragazzo disabile. Ah, quello purtroppo è un ragazzo disabile, abbiamo sensibilità che poi è una sensibilità che finisce lì. Di facciata. Esatto, è una sensibilità di facciata. Noi purtroppo cerchiamo di chiedere e vogliamo dai ragazzi, da questi giovani, che non sia solo una sensibilità di facciata ma sia una sensibilità concreta che porti l'integrazione totale del disabile nella società, perché come abbiamo visto in tante occasioni il disabile messo nelle stesse condizioni di una persona normodotata riesce a ottenere gli stessi risultati. Abbiamo i testimonial campioni mondiali, abbiamo professori ciechi che insegnano, sordi che danno l'esempio di civiltà, quindi messe nelle stesse condizioni anche le persone disabili riescono a realizzarsi nella vita concretamente. Possiamo dire che sta iniziando è bellissima questa cosa, lo stiamo facendo praticamente in diretta. La cosa bella è che da questi ragazzi viene fuori un segnale importante, che è quello di finalmente abbattere quei famosi muri. Guarda, io lo ribadisco sempre, il muro più importante è il muro culturale. Purtroppo noi non abbiamo la cultura della disabilità, perché le barriere architettoniche le possiamo abbattere in qualsiasi momento. Anche due persone, come dice lei, che sono sensibili, si uniscono e demoliscono una scala, ma le barriere culturali purtroppo sono quelle più difficili da abbattere. Speriamo che questa nuova generazione abbia questa cultura e la porti avanti. Grazie mille. Grazie a voi e buon lavoro.